21 anni fa la strage dei poliziotti in Viale Ungheria a Udine. Allora ripercorriamo quei drammatici momenti e le commemorazioni, ovviamente, nella città friulana. Al servizio. In occasione del 21° anniversario della strage di Natale, in cui persero la vita gli agenti della questura di Udine, Paolo Cragnolino, Guido Zanier e Adriano Rutter, nel corso dell'annuale cerimonia di commemorazione sono stati deposti 2 omaggi floreali presso la lapide posta in Viale Ungheria a Udine, luogo occorsero i tragici fatti di quel 1998 e presso il monumento loro dedicato inaugurato lo scorso anno alla presenza del capo della polizia ubicato in largo Ospedale Vecchio. A seguire l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, ha officiato una santa messa presso la chiesa Santo Spirito delle Suore Ancelle, alla presenza dei familiari dei 3 colleghi e delle massime autorità civili e militari, nonché della medaglia d'oro al valor militare Paola Deldin. Al termine della cerimonia il signor Questore Emanuela De Bernardi ha consegnato alle famiglie di Paolo Cragnolino, Guido Zanier e Adriano Ruttar un quadro ritraente i 3 poliziotti caduti nell'adempimento del loro dovere. 21 anni fa, insomma, la strage in Viale Ungheria, ma non è soltanto quella che ovviamente bisogna ricordare, ce ne sono tanti. Prima si parlava che in questo anno quasi 50 agenti hanno perso la vita in svariate situazioni. Allora do la parola al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. È giusto anche dire di polizia si muore, no? Sì, e lo ripeteremo fino all'infinito. Sì, di polizia si muore, l'ha detto anche il nostro questore, insomma, una persona super operativa nel campo della polizia giudiziaria, e in effetti è così. Insomma, questi sono 3 colleghi che hanno iniziato una brutta strada in Friuli Venezia Giulia, dando questi segnali che in polizia si muore. Poi ricordiamo gli ultimi, no? Di Trieste, quindi episodi anche noi nella nostra regione ne abbiamo avuti. Questi insomma hanno iniziato una storia. I colleghi li abbiamo ricordati 2 settimane fa a Cusano. Quindi ripeto, altri due colleghi, anche Pordenone, anche il Friuli Venezia Giulia deve ricordare i propri caduti. Purtroppo queste sono giornate che dovrebbero essere giornate di festa, però anche l'altro giorno a Caltanissetta un collega ha perso la vita per motivi particolari, praticamente si è sparato con la pistola di ordinanza. Anzi, lei prima diceva abbiamo solo 46-47 ad oggi in tutta Italia colleghi che si sono tolti la vita usando l'arma in dotazione. Ripeto, è una giornata questa, quella di domani, natalizia, mi ha preso con questo ricordo mi ha preso un po' alla sprovvista, vissuto purtroppo, non voletemi, anche 21 anni fa, una domenica mattina arriva questa notizia, io ero di turno, e al nostro ufficio, l'ufficio di gabinetto, quindi con le relazioni con il questore, avvisiamo di questa tragica notizia e dovevamo mandare, ricordo, a macchina con un medico a seguito a Roveredo per dare la notizia ai familiari. Pensate anche in questo caso cosa significa andare a dire a un genitore che il proprio figlio è deceduto, andare al lavoro. È così come tutte le attività, come tutti i lavori, cioè morire al lavoro è una cosa veramente tragica, soprattutto per il genitore, ma poi parliamo di ragazzi che avevano 24-25 anni, insomma. Però insomma oggi agli inizi della carriera, diciamo, dai. Sì, agli inizi della carriera, perché comunque non erano di primo pelo, erano colleghi che avevano già 10-15 anni di servizio, ma erano persone, insomma quando parliamo di 25-30 anni. Scusa, ma 25 anni come fai ad avere 15 anni già di servizio? Perché vengono considerati ogni 5 vengono considerati, e quindi erano assistenti, quindi avevano già 10 anni. Siccome da noi poi i gradi ci portano fuori rotta, no? Non è come in altri stati, cioè tu dopo 5 anni diventi agente scelto, dopo 10 anni diventi assistente. Polizia, dopo 7-8 diventi agente scelto
e ti danno forse 2 anni di arretrato, quindi è un po', però non è questo il caso, non è questa la questione. Comunque ragazzi che avevano 10-15 anni di servizio, anzi anche meno, Cragnolini ne aveva molti di meno, ma ripeto, colleghi da 20, 25, 30 anni, questo poco interessa che uno mentre va a lavorare perde la vita. Oggi invece dovevamo fare gli auguri ai colleghi del comparto sicurezza, questo credo che sia importante. Parlare di comparto sicurezza, sapete, ormai siamo già verso la fine dell'anno, bisogna cominciare a tirare le somme di quello che abbiamo dato e di quello che abbiamo ricevuto. Ne parleremo magari per il 31, quando verrò a salutarvi e dandovi delle indicazioni sull'utilizzo magari dei fuochi d'artificio come abbiamo fatto lo scorso anno. Ma soprattutto non mettetevi alla guida. No, l'abbiamo fatto. Però attenzione che quando si alza un po' il gomito poi ci sono delle conseguenze. E adesso... Bene che ti vada, ma che ti ritirano la patente. Male che vada, purtroppo non torni più a casa. Non torni più a casa, né tu né qualcun altro. L'abbiamo visto cosa è successo, è successo a Roma, altre 2 vittime, no? I giorni festivi, cioè proprio i giorni delle festività, che queste famiglie distrutte, no? Come possiamo pretendere che queste famiglie poi, che hanno perso la figlia, siano felici il prossimo anno di vedere arrivare il Natale? Insomma, credo che sia una cosa straziante. In questi giorni di festa, 16 anni, mettiamoci tutto quello che... per colpa della droga, perché mi pare che stiano dando questi risultati, droga e assunzione di alcol, 3 volte il valore consentito dalla legge. Quindi un ragazzo a cui era già stata ritirata la patente, a un ragazzo che aveva avuto già problemi di droga. Quindi attenzione, queste sono le nostre regole. Ecco, oggi quando siamo fiscali poi diventiamo cattivi, ecco, questo è il problema. Una domanda: nei giorni scorsi in prefettura a Pordenone, lei ha sentito, è stato firmato questo protocollo tra la prefettura, tra l'azienda sanitaria e appunto anche le forze di polizia, ma anche insomma chi ogni giorno insomma deve sancire e deve anche disciplinare un po', no? Questo mare magnum, no? Di normative o altro. Ecco, questi protocolli secondo lei hanno l'effetto, potrebbero avere l'effetto desiderato, o sono così insomma tanto per far capire che qualcosa si sta facendo? No. Perché se poi ci sono le norme e non vengono applicate, come nel caso che ci ha appena raccontato, allora io posso firmare 1000 protocolli, ma... Certo, allora i protocolli seguono una legge. Se la legge parla chiaro che dopo un tasso alcolemico ti viene ritirata la patente, sappiamo benissimo che la patente ti viene ritirata. Guardate, sono molto fiscali sotto questo aspetto, perché ma mi ha fermato, perché la gente poi, non so se qualcuno dall'altra parte che mi ascolta è già stato fermato, mi avete fermato proprio a me, guardate quello come corre, e la patente viene ritirata sotto l'effetto se chiaramente il valore supera lo 0. Cosa succede? Che 0,5. E attenzione che vogliono portarlo proprio a 0. Allora, sono le... Ecco, vogliono portarlo a 0. Se ti beccano a 0,1 il problema è ma perché proprio a me oggi è la giornata di festa? Allora, per non rovinare la festa alla persona che è stata fermata e soprattutto, come diceva lei direttore, anche a qualcun altro, è bene che quel giorno di festa, se hai bevuto, è meglio che guidi un altro. Ci sono dei cartelloni qua nel comune di Cordenos che io ogni tanto leggo e fanno riflettere. Ma attenzione, costa la vita. Allora il divertimento deve rimanere divertimento. Nessuno vi ha detto che non dovete bere il 31, anzi parliamo di Natale, che non dovete bere a Natale. Il problema, quel giorno fate guidare un altro, questo è il problema, cioè rovinate la festa a voi magari per sempre, perché anche comunque se uno rimane anche paralizzato poi ai vostri genitori, ai vostri familiari, a vostra moglie, ai vostri figli, e soprattutto se c'è la vita di un'altra persona. Questo è perché ogni volta che succede un incidente qualcuno piange. Allora vogliamo fare i bei funerali, però qualcuno piange di questa situazione. Perché per una festa
Cioè, io ci penserei veramente sopra. Certo. Guardi, adesso stanno sequestrato, mi dicevano che hanno sequestrato anche il cellulare di questo ragazzo che ha ammazzato queste due ragazze che stavano attraversando sulle linee pedonali. Sì, Quindi c'era la magari macchina stava ferma. mandando il messaggio WhatsApp o Questo, altro, chissà, dai. per la strada si vedono veramente, prima c'è stato Tavella che sicuramente vi aveva parlato sicuramente della sicurezza in strada, ma attenzione, Ha parlato dei guadi. i guadi, ma scusi, quello che è morto e quello che è stato salvato, adesso voglio vedere quanto gli costa l'intervento dell'elicottero, perché l'intervento dell'elicottero che arrivava da Venezia va pagato, non c'è un'emergenza per il soggetto, perché l'emergenza è che se voi camminate per la strada non era segnalata e arriva l'acqua, quella è l'emergenza in cui non viene pagato l'elicottero, ma c'era una sbarra, c'era scritto vietato passare e che siamo un po' abituati in Italia, vietato passare. Perché tanti mi hanno posto, io non so rispondere, ovviamente non sono onnisciente e mi affido poi agli esperti. I soccorsi in questo caso, è defunta la persona, chi li paga? Vengono spediti agli eredi? Allora, perché era questa la domanda che poi tanti mi hanno rivolto. Sicuramente ci sarà una rivalsa, perché lì le persone che subito l'indagine, la strada era chiusa? Sì, l'ha detto anche il comandante, il capo del personale Stefanut, mi pare, Zanut, l'ha detto, la strada era chiusa. Le prime persone in cui vengono sentite è il comune, quindi nella veste del sindaco, e le forze dell'ordine a seguire se la strada era effettivamente chiusa. La strada è effettivamente chiusa, c'è scritto divieto, non si può passare, vuol dire che tutto quello che succede dopo è sotto la responsabilità di chi attraversa la strada. Adesso sicuramente ci saranno delle rivalse sulla famiglia dei soccorsi, ma danno pure la beffa. Ma sì, ma quello che dicevo prima, guardate cosa succede sicuramente quella persona era abituata a passare. Tante volte, attenzione, l'incuria arriva non perché uno aveva bevuto, non ha visto il cartello, perché la strada era chiusa. Il problema è che abituato a passare con tanto di acqua, ma sì, tanto, mentre i guadi hanno degli avvallamenti un po' particolari. L'abbiamo, certo. Ecco, sicuramente ve li ha mostrati. Quindi con 50 cm di acqua la portiera della macchina non si apre più. Questo è il problema, si alza la macchina, viene trasportata, entra l'acqua della macchina, certo, e tu non hai idea. Il signore che si è salvato perché era con furgone, ma era di giorno ed è stato avvistato. Ma allora chiedete quanto costa venire da Venezia con l'elicottero, era una B212, costerà sicuramente 5.000 euro, 3.500 euro a volo per venire a prendere una persona che non si è fermato un cartello. La sorte, insomma, dai. E sono come quelli che vanno in montagna a camminare con le scarpe da ginnastica. Ecco, e allora come si comincia? A me dispiace sta cosa, magari uno sta facendo il sentiero di montagna, gli cade il masso. Ma questo, quella è la disgrazia. Ecco. Quella è la disgrazia. Qua non parliamo di disgrazia. Insomma, fortunatamente sei salvato certo, e pagherà, se avrà i soldi pagherà, se non risponderà qualcun altro. Gli auguri di Natale invece. Gli auguri di Natale, ripeto, comparto sicurezza, uomini e donne che lavoreranno anche la notte del 25 e soprattutto da qua a Pordenone, ma il resto d'Italia. Il comparto sicurezza sono anche gli uomini chiaramente dei vigili del fuoco che sono sempre pronti a intervenire. Un particolare abbraccio a chi ha perso il lavoro in questo periodo, che non mangia sicuramente, non si può divertire, non mangia sicuramente il panettone come dico io e non ce l'ha sotto l'albero perché è stato licenziato magari all'età di oltre 40 anni. E uno invece un saluto cordiale, caldo, caloroso a quelli che sono ammalati, che sono all'ospedale, che sono magari anche volati in cielo nel frattempo, ma alle persone ammalate un mio veramente augurio di pronta guarigione per chi ci sta ascoltando, ma anche per i familiari che devono sopportare questo dolore. Bene. Grazie a voi, ci vediamo per il 31. Padrone, ci vedremo entro la fine dell'anno e ovviamente insomma mi accodo e mi metto insomma in coda, no, rispetto agli auguri. Non ci si ricorda molto di quelli che sono in ospedale la notte del 25. Poi parlava di forze dell'ordine, io voglio fare un saluto e ringraziamento a tutti, anche a chi ha operato ieri, sabato
e venerdì in condizioni... Rischiando la vita, ecco, perché si rischia la vita. A chi insomma si è calato nelle acque e ha rischiato del proprio. Uno dirà, vi pagano, ma non è questo, non c'entra assolutamente nulla. E anche a loro allora vi pagano per andare le persone che sono gravemente in pericolo, non quelli che hanno attraversato il ponte. Se vogliamo, se uno mi dice una roba del genere. Io ci tengo all'amico luogotenente Eugenio Mortillaro, che guida insomma la stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto, che ha condotto le ricerche e le indagini in maniera ottimale. Grazie a voi. Padrone, ci vedremo. Ci siamo allungati, ma grazie ancora. Insomma, è era Natale. indispensabile parlare oggi che abbiamo magari qualche minuto in più.